Autostart in movimento per la seconda corsa. 3 anni non vincitori di 2.500 euro, 10 dietro le ali della macchina. All'1 finalmente DL Manuel Pistone, 2 Footloose Griff, Carmine Piscuoglio, 3 Franca Daghi, Maurizio Visco, 4 Flower Blue Sky, Francesco Facci, 5 Flash Mark Daniele Cuglini, 6 Faisal dei Greppi VP dell'Annunziata, in seconda fila 7 Ferrara Sì Gabriele Ballotta, 8 Fakel Finn Giorgio Cassani, 9 Fillo Lenni Maurizio Cheli, 10 Fight Club Font Antonio Di Nardo. Macchina inizia a prendere velocità una volta entrata in dirittura e si va a partire. Veloce come al debutto Flower Blue Sky che prende l'iniziativa nei confronti di Footloose Griff, poi Franca Daghi, all'esterno Faisal dei Greppi, in corda finalmente DL, parte bene dalla seconda fila Fight Club Font, galoppa Flower Blue Sky, numero galoppa 4 finalmente DL, Flower va Blue al comando Sky Faisal squalificato, dei Greppi. numero 1 200 finalmente metri DL in 14,6 squalificato, con Faisal dei Greppi numero che prova a 5 scendere Flash alla corda, Mark Footloose Griff gli ha buttato i squalificato. piedi di dentro. Dopo 200 metri era passato Faisal dei Greppi, si è allargato sulla rottura di Flower Blue Sky e Footloose Griff, mettendogli i piedi dentro, ha preso la testa. Si ritrae in seconda posizione allora Faisal dei Greppi, 29,7 per i primi 400 metri di corsa. All'esterno c'è Fight Club Font che cerca di arrivare al lato di Franca Daghi, poi Fakel Finn, quindi Ferrara Sì e Fillo Lenni. Si viaggia abbastanza svelti, ora Carmine Piscuoglio prova a riprendere in mano, infatti risale a spesa quasi zero Fight Club Font, che trascinandosi Fakel Finn si porta sulla testa. 1 e 2 per i primi 800, 32,4 questo quarto di gara. Footloose Griff in vantaggio, Faisal dei Greppi in seconda posizione, allo scoperto Fight Club Font che precede Fakel Finn. Il chilometro di Footloose Griff in 1,18. All'esterno sempre Fight Club Font, in corda Faisal dei Greppi, a tiro Fakel Finn, a metà della retta opposta alle tribune continua a insistere Fight Club Font all'attacco di Footloose Griff che prova a replicare alle offensive del rivale. 31 questi 400 metri, Footloose in vantaggio, Fight Club al suo esterno, di dentro Faisal dei Greppi, poi Fakel Finn, gli altri più distanti con Fight Club Font che intensifica le palate a lato di Footloose Griff che prova la difesa all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. 15,2 per la curva, è in vantaggio Footloose, all'esterno Fight Club, di dentro Faisal, insiste Fight Club Font che va all'attacco di Footloose che continua a difendersi colpo su colpo. Footloose Griff che vince nei confronti di Fight Club Font, poi Faisal dei Greppi che non voleva entrare in open stretch. 30 a chiudere, 1:16,7 ragguaglio cronometrico per il successo di Footloose Griff. Carmine Piscuoglio in salchi per il training di Francesco Alessandrini, colore del signor Daniele Zanardi, percorso di testa vincente per il figlio di Oasis B che ribatte colpo su colpo a Fight Club Font che non è perfetto di meccanica, si deve accontentare Antonio Di Nardo, sbaglia probabilmente un attimo dopo il palo. Sì, sul palo è di trotto ancora Fight Club Font, al terzo è Faisal dei Greppi, la vittoria di Footloose Griff, Carmine Piscuoglio.